Eder. Mac. Pallister. L'avvocato Danilo Iacobacci non ha dubbi. Giosuè Ruotolo è innocente. Ed è proprio su questa convinzione incrollabile che ha fondato la propria missione professionale, da quando ha assunto la difesa dell'ex militare condannato all'ergastolo per il duplice omicidio di Trifone Ragone e Teresa Costanza, uccisi a colpi d'arma da fuoco il 17 marzo 2015, nel parcheggio del Palazzetto dello Sport di Pordenone, in via Interna. Il legale, originario di Avellino, si è fatto carico del caso in fase successiva alla condanna e da quel momento si è immerso in un'analisi minuziosa del processo e dei suoi risvolti, convinto che ci sia una verità alternativa da far emergere. E oggi quella verità può passare solo da una strada: la revisione del processo. Per ottenerla, ha spiegato, servono nuovi elementi di prova, qualcosa che all'epoca del processo non era noto o disponibile. Noi stiamo lavorando in questa direzione perché crediamo che giustizia non sia stata fatta, e non per spirito di contrapposizione, ma nel rispetto delle vittime e con la forza di ammettere che la giustizia può anche sbagliare. Quella che Iacobacci definisce una profonda anomalia emerge fin dalla lettura degli atti. Mi sono trovato davanti, dice, a un caso in cui mancano completamente prove dirette. Nessuna arma, nessun testimone oculare, nessun elemento certo che colleghi in modo inequivocabile Giosuè Ruotolo alla scena del crimine. E allora ci si chiede: può un ergastolo poggiare su presunzioni e ricostruzioni indiziarie? Per l'avvocato il principio cardine del diritto penale, in dubio pro reo, cioè il dubbio salva l'imputato, è stato completamente ignorato. In questo processo il dubbio non ha salvato, ha condannato, ma il dubbio c'è ed è profondo, e in uno Stato di diritto questo dovrebbe bastare. Uno dei pilastri della ricostruzione dell'accusa è stato il presunto agguato organizzato da Ruotolo, che secondo la sentenza avrebbe atteso la coppia nel parcheggio per poi sparare e fuggire a bordo della sua Audi A3. Ma Iacobacci punta il dito proprio su questo punto. Quella sera nel parcheggio erano presenti almeno 10 persone. Nessuna, ripeto, nessuna, ha riferito di aver visto la sua auto. Al contrario, alcuni testimoni hanno parlato di una monovolume scura, altri di un SUV, altri ancora di una Citroën o persino di una Punto. C'è chi ha detto di aver visto una donna alla guida del veicolo che si è allontanato dopo gli spari. È possibile che tutti si siano sbagliati? O è più probabile che l'auto di Giosuè non ci fosse proprio? L'avvocato fa notare che, in mancanza di un riconoscimento diretto del veicolo o dell'imputato, l'intera ricostruzione accusatoria si regge su supposizioni. Se anche solo uno di quei testimoni avesse riconosciuto l'Audi A3 di Giosuè o avesse riferito di averlo visto, si potrebbe parlare di un indizio consistente. Ma così non è stato. Questo per me rappresenta un vuoto investigativo e giudiziario enorme. Oltre alle discrepanze sui veicoli, Iacobacci accenna a piste alternative e a mancanza di un movente credibile, aspetti che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti pubblici da parte della difesa nei prossimi giorni. Quello che sorprende, spiega, è che sin dall'inizio si è costruita una narrazione a senso unico. Altre ipotesi non sono mai state realmente vagliate e alcune anomalie sono rimaste sullo sfondo, mai approfondite fino in fondo. Eppure ce ne sono, e anche molte. Il ricorso straordinario è stato già presentato, ma respinto. Tuttavia, sottolinea il legale, la stessa Corte di Cassazione ha riconosciuto alcune anomalie nella vicenda. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, interpellata ben 2 volte, ha risposto che pur ravvisando delle questioni aperte non rientrano nella sua sfera di intervento attuale. Questo, secondo Iacobacci, non significa che si debba gettare la spugna, anzi, non ci arrendiamo. Ora è il momento di trovare la prova nuova, quella che può riaprire tutto e costringere lo Stato a riesaminare una verità che, secondo noi, è stata costruita su basi fragili. Continueremo a cercarla con serietà, determinazione e rispetto per tutti, soprattutto per chi non c'è più, ma anche per chi da anni sta pagando per un delitto che non ha commesso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.